presenta Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentrovati al nostro secondo appuntamento settimanale con Auto da Fè. Ho il piacere questa mattina di avere con noi, per questa mezz'ora circa fino alle ore 11, il dottor Mattia Adani, che intanto ringrazio e che saluto, poi brevemente presento. Grazie dottor Adani, buongiorno. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Dottor Adani è economista, imprenditore, già direttore generale del Ministero del Tesoro, specializzatosi ad Harvard, esperto di questioni bancarie, attualmente a capo degli industriali europei del settore dei lubrificanti, esperto di politiche industriali a livello nazionale e internazionale. Nel post sulla nostra pagina Facebook della radio che introduce a questa conversazione potete anche avere dei link relativamente ad alcuni interventi che il dottor Adani ha pubblicato su ilsussidiario.net e su panorama.it. Sono tutti interventi, dottor Adani, dedicati al grosso tema della produzione, della produttività e delle politiche industriali più efficaci per far crescere la nostra economia. Tema di perenne attualità, sia a livello europeo sia a livello domestico, interno, no? Io le voglio fare una domanda di carattere generalissimo, perché lei nei suoi articoli, quelli che citavo prima, si è molto soffermato sulle questioni di carattere regolatorio, no? Cioè le leggi e il quadro normativo all'interno del quale poi cercare di sviluppare la nostra economia, di far sì che le politiche industriali diventino efficaci. Allora c'è un grossissimo tema su un settore del quale lei peraltro è molto esperto, quello dell'automotive, no? Che riguarda l'Unione Europea e le sue politiche. C'è un grossissimo tema che ha toccato ancora ieri l'ex Presidente del Consiglio e della BCE Mario Draghi, dicendo che noi rischiamo una grossa stagnazione se non investiamo nelle nuove tecnologie, dalle biotecnologie all'intelligenza artificiale alla fusione nucleare. E l'Europa è indietro proprio normativamente e culturalmente, ha detto Draghi, no? Perché qui prevale sempre il principio di precauzione, invece di lasciare un po' liberi gli spiriti imprenditoriali e capitalistici, che è un'ottica che mi pare che sia anche la sua, no? Troppa regolamentazione schiaccia l'innovazione e la crescita. Però lascio a lei una serie di osservazioni empiriche su questo punto, ma le chiedo anche, è possibile all'interno appunto del quadro normativo europeo, che è fortemente condizionante, no? Questo va da sé, l'abbiamo imparato tutti, anche gli illetterati in ambito economico, abbiamo capito che questo quadro europeo è fortemente condizionante. In questo quadro, che politiche industriali, per esempio, si possono concepire a livello nazionale? Lo dico perché noi siamo alle prese con la solita finanziaria di fine anno, che non si capisce mai quanto possa incidere realmente sullo sviluppo e sull'economia reale quotidiana del paese. Quadro europeo, situazione caratteristica italiana, come ne usciamo con una spinta vera alla produzione? Partirei innanzitutto dal quadro europeo per capire cosa sta succedendo. Senz'altro l'Europa sta affrontando una deindustrializzazione, cioè la nostra industria è in sofferenza, non è da sola, nel senso che anche gli Stati Uniti hanno sofferto una deindustrializzazione, no? Quindi una prima differenza è cosa stanno facendo gli Stati Uniti, quindi le politiche di Trump per cercare di ovviare, comunque di contrastare questo effetto, e cosa sta facendo l'Europa. Quindi il primo tema è: abbiamo una deindustrializzazione in atto. Quali sono le cause? La verità è che, a mio avviso, le cause sono sia esterne sia interne, cioè in parte derivano da cosa fanno gli altri, in parte purtroppo da cosa abbiamo fatto noi, quindi scelte che, diciamo, con il senno di poi si sono dimostrate non corrette. Cosa stanno facendo gli altri? Il tema chiave è cosa sta facendo la Cina, nel senso che la Cina, bravi loro, stanno raggiungendo il livello tecnologico che l'Europa, diciamo che il mondo occidentale, quindi Europa e Stati Uniti, di cui hanno goduto negli ultimi, mi verrebbe da dire, 200 anni, no? Quindi con la rivoluzione industriale noi ci siamo allontanati, siamo diventati molto più avanzati di loro, ma loro, naturalmente, essendo una cultura, quella cinese, profonda, no? È una cultura antica, un po' come la nostra, a grande etica del lavoro, comunque gente che lavora molto e studia tanto, alla fine ci stanno prendendo, no? Questo è anche merito loro. Questo vuol dire che la differenza di tecnologia tra noi e loro si sta chiudendo. E questo è un tema fondamentale da capire, perché
come dire, gli standard sociali e ambientali, quindi le politiche europee che stanno tentando di aumentare standard, diciamo, sociali e ambientali, che sono cose positive, in realtà possono essere sostenute nei confronti del mondo esterno come differenza solo se c'è una differenza tecnologica. Come dire, tutti i lussi che noi ci siamo dati, cose positive, no? Ambiente, varie regole, purtroppo non ce le possiamo più permettere in un qualche modo, no? Io dico sempre che in Europa c'è un trilemma, cioè noi abbiamo tre cose su cui possiamo scegliere. Possiamo avere frontiere totalmente aperte, standard sociali e ambientali più alti che il resto del mondo e una nostra industria domestica. Di queste tre cose ne possiamo avere due. L'Europa sta vivendo nell'illusione, purtroppo, di averle tutte e tre insieme, e quindi cosa succede? Noi abbiamo frontiere totalmente aperte, standard sociali e ambientali molto più alti di quelli del resto del mondo. Il risultato è che perdiamo la nostra economia, la nostra industria. Se vogliamo vedere bene cosa sta facendo Trump negli Stati Uniti, fondamentalmente sta riducendo le ambizioni come dire, sociali e ambientali, cioè ha smesso di aumentarle, no? Cosa che l'Europa in realtà sta ancora facendo, e ha un po' ha cominciato a chiudere le frontiere. Quindi rispetto a un problema che in realtà è un problema del mondo occidentale, gli Stati Uniti stanno agendo e l'Europa in questo momento non sta facendo nulla fondamentalmente. Cioè, io dico, noi rischiamo dopo 5 anni di iperattivismo burocratico, quindi la precedente legislatura europea, 5 anni di inerzia. Cioè in questo momento perché? Perché si sono dati così tanti obiettivi che non riescono a mantenerli e non riescono a scegliere, no? Quindi in questo momento non stanno scegliendo nulla. Quindi Ecco, cosa fare? Cosa fare quindi, no? Esatto. Che fare? La Che domanda fare? di Allora, leniniana memoria. allora, fondamentalmente Mario Draghi, no, che è sicuramente una persona molto esperta, lui naturalmente propone un grande piano di investimenti, no, in nuove tecnologie. Questa è sicuramente una cosa positiva. C'è da dire che, diciamo, che negli ambienti, come dire, del nord Europa un po' conservatori, questa idea di un diluvio di spesa pubblica non piace tanto, no? Ma non solo perché come dire, loro dicono, voi spendete e noi del nord, paesi austeri, no, dobbiamo pagare noi, perché non è proprio solo quello. E anche, purtroppo, dire, ok, ma tutti questi soldi pubblici che ci dicono dobbiamo spendere, a chi li diamo in mano? Esattamente a quelli che negli ultimi 5 anni hanno fatto le scelte sbagliate? Cioè non c'è solo un tema di decidere se farò debito o non debito, se è una cosa positiva o non positiva, ma è poi anche, ammettendo di farlo, a chi dare in mano quei denari, no? Perché comunque se uno ha fatto scelte sbagliate, comunque si sono rivelate non corrette, non avendo soldi, se poi gli diamo anche il bazooka di denaro, rischia di fare ancora più danni, no? Non so come dire. Quindi Ecco, dottore non Dani, poi c'è mi solo pare... un tema di denaro e debito, c'è anche un Certo. tema di fiducia e sfiducia nelle scelte che sono state fatte dall'amministrazione negli ultimi anni. Certo. Quali sono state le scelte sbagliate o che si sono rivelate sbagliate? L'idea di 20 anni fa era che noi dovevamo appunto diventare super innovativi, quindi alzare al massimo gli standard ambientali e sociali, tutto il tema del Green Deal fondamentalmente. L'abbiamo fatto, abbiamo alzato gli standard, ma la verità è che il mondo non ci ha seguito, quindi in questo momento siamo soli in una tundra gelata, no? E il mondo è andato da un'altra parte, cioè è andato verso l'intelligenza artificiale, verso l'innovazione, no? Quindi l'idea di fondo che l'innovazione è tirata dal pubblico, da funzionari dentro le loro stanze con denaro, si è rivelata errata. Ecco, questo volevo dire, perché mi sembra che lei abbia più volte espresso la perplessità circa l'efficacia di questi piani di gestione degli investimenti e dell'economia dall'alto, un po' così accademici, un po' teorici, molto poco pratici, perché poi non tengono conto invece dell'innovazione che deve in qualche modo sì essere sviluppata, ma che nasce dal basso, no? Perché sono Esatto, cioè gli spiriti... l'innovazione si crea lasciando libere le persone di innovare. Non sono alcuni funzionari, per quanto bravi, persone Sì. intelligenti, no? Senz'altro, dotate di denaro, che decidono dove innovare, perché poi se l'imprenditore dal basso, le persone dal basso non adottano, poi non succede nulla, no? Che è un po' quello che succede. Alla fine Ecco, sono mercato e libertà che creano l'innovazione, Ecco, da questo non punto di le regole. vista,
Da questo punto di vista, dottor Dani, mi viene da farle un'altra domanda che è relativa. Lei tra l'altro si occupa di settori produttivi che sono assolutamente la base del tessuto industriale, no? Uno su tutti la chimica, per esempio, no? E ha molta esperienza diretta anche nel settore automotive in qualità del fatto che lei rappresenta le industrie europee dei lubrificanti, no? Quindi su quei due campi io ho sempre saputo, diciamo, anche nelle mie nozioni economiche elementari, che per esempio il settore dell'automotive è una sorta di summa del sapere industriale e tecnologico, no? Perché l'auto sintetizza una quantità di settori produttivi e anche di ricerca e di innovazione enorme. Ecco, da quel punto di vista mi pare che l'Unione Europea abbia manifestato tutte le caratteristiche limitative, limitanti e negative che lei ha citato prima proprio in quel settore, l'automotive. Colgo Sì. al volo un'osservazione che ha fatto Friedrich Merz, il cancelliere federale tedesco, proprio ieri, il quale torna a dire, se non sbaglio, l'Unione Europea deve fare una valutazione sul settore quest'anno prossimo, no? Perché c'è la famosa data del 2035 entro la quale i veicoli puramente elettrici sono ammessi e gli altri no. Però Merz torna a dire dopo il 2035, oltre ai veicoli puramente elettrici a batteria, dovranno continuare a essere immatricolate almeno le auto con doppio sistema di propulsione, motore a batteria e motore a combustione, a condizione che, eccetera, eccetera. Però la questione è aperta. Ecco, su questo settore dell'automotive, per esempio, l'Unione Europea, secondo lei, dottor Adani, cosa sta combinando? E allora, noi sono appunto presiedo l'industria europea dei lubrificanti, metà dei lubrificanti europei comunque nel mondo sono oli motore, l'altra metà sono oli che vengono usati in realtà per produrre metalmeccanica. Comunque noi per questo motivo osserviamo molto attentamente quello che sta succedendo in quel settore. Ma quello che sta succedendo ora è che ci si è resi conto che la scadenza del 2035 non è possibile, non è realizzabile per tutta una serie di motivi. In primo luogo Ecco, mi che perdoni se la interrompono, però cito una sua frase perché mi è molto piaciuta, mi ha spiegato la situazione. Lei ha scritto che l'attuale piano europeo nel settore automotive, se fosse applicato così com'è, escluderebbe le fasce più fragili della popolazione da un diritto fondamentale, quello che tutti abbiamo imparato ad apprezzare, no? In particolare dal secondo dopoguerra in avanti, tutti noi, il diritto alla mobilità. E si tornerebbe a un'epoca prefordista, quella in cui gli aristocratici viaggiavano in carrozza e gli altri a piedi. Forse è un'estremizzazione, ma è no, molto esatto, chiara. no, è un'estremizzazione, però in effetti noi, cioè diciamo, fino al modello T della Ford nel primo Novecento, in effetti la mobilità era un lusso riservato alle classi aristocratiche, nel senso che è un po' quello che ho detto, che lei ha ripetuto. Fondamentalmente i ricchi avevano le carrozze, tutti gli altri a piedi o diciamo col mulo, no? Questo è un po' il tema. Quelli fortunati, no? Perché la maggior parte è a piedi. Noi oggi siamo abituati invece a essere, come dire, a mobilità diffusa come un diritto quasi basilare, no? Anche diciamo, delle persone meno fortunate. Ora, il vero problema è che la differenza tra un'auto elettrica e un'auto tradizionale in questo momento è tra 5 e 10 mila euro, no? Fondamentalmente. E quindi molte persone, anche in Italia, ma pensiamo anche ai paesi europei, no? Sull'est Europa meno fortunati, questi soldi semplicemente non ce li hanno, no? E né si può pensare di sussidiarli tutti, perché non è che si può sussidiare la mobilità dell'intera popolazione europea, no? Comunque in effetti è molto alto. Quindi se quel piano fosse messo in pratica, Sì. vorrebbe dire escludere la mobilità. E non è secondario pensare che nell'ultima versione, la revisione di aprile, no? Dei piani europei, no? Quindi cosa sta facendo l'Europa? Hanno detto che faranno questa auto elettriche a basso costo per le persone meno fortunate, cioè che lei ha la paragonato alla visione loro Trabant. è la Trabant 2.0, cioè dico se la visione dell'Europa per la mobilità dei cittadini è fare, come dire, la Topolino 2.0, no? Forse non hanno capito bene, no? No, poi tra l'altro lei sottolinea un altro aspetto importante a mio giudizio di queste politiche, no? Perché queste politiche sono molto rischiose, perdoni il gioco di parole, proprio politicamente, perché le fasce più deboli della popolazione sono anche le fasce più ampie numerosamente, parlando di numeri. E se tu mi fai una serie di politiche di questo tipo e mi riporti indietro di 100 anni, dimostri di essere un'elite che non ha a cuore il bene comune. Quindi anche politicamente tu rischi di essere percepito come qualcosa di lontanissimo dalla realtà e che fa del male, no? Tutto sommato. Che Sì, che opera... crea dei danni. Infatti, diciamo, il vero problema
a mio avviso, della politica europea sull'auto è come girarsi di 180 gradi, tornare indietro senza perdere totalmente la faccia, no? Quindi questo è il processo che è Insomma, in atto, che per in cui modo ogni 3-6 felpato... mesi, ogni 3-6 mesi vediamo un aggiornamento del piano, sì, infatti. che è un piccolo passo indietro, no? Cercando di, come dire, tornare indietro senza dire di essersi sbagliati prima, no? È un classico, come lei sa, nel mondo politico alla fine non si può ammettere l'errore anche quando c'è, perché le persone dicono bravo, come sei onesto, ma poi non ti votano più, no? Ma secondo lei come Quindi, andrà a finire? Si tornerà indietro effettivamente? Si farà marcia indietro o no? Perché anche Merz nel no, suo io modo ritengo, felpato dice adesso torniamo indietro però perché non possiamo andare in questa direzione, no? no, io ritengo si finirà un po' nella linea che sta indicando il cancelliere Merz. Cioè, secondo me dobbiamo renderci conto di due cose. Innanzitutto, anche appunto negli ambienti, diciamo, conservatori della old economy, come si dice, no? Io sono i lubrificati, quindi siamo Sì. un'industria più antica. Cioè il tema del petrolio, diciamo, comunque anche negli ambienti più conservatori europei, il petrolio è vissuto come un problema. Quindi anche coloro, diciamo, che non credono, comunque non vedono, non mettono questa importanza sulla parte ambientale, ritengono comunque che per motivi di indipendenza strategica nostra dobbiamo usare meno petrolio possibile, cioè che noi abbiamo pagato, dobbiamo smettere di mandare, come dire, o rischiare di mandare ragazzi a morire, no? Per proteggere il petrolio. Noi non l'abbiamo, quindi meno ne usiamo, meglio è. Quindi diciamo, c'è un interesse indipendente da quello ambientale in Europa nel Sì. rendersi più indipendenti possibile dal petrolio. Quindi alla fine c'è comunque un interesse a rendere, come dire, la mobilità più indipendente possibile da questa materia prima. Come andrà a finire? Fondamentalmente con un misto di veicoli ibridi, che comunque sono più efficienti elettricamente, energeticamente, quindi il motore a combustione non sparirà, probabilmente si darà spazio ai biocombustibili, che in realtà soprattutto quelli italiani nostri sono assolutamente analoghi al diesel, semplicemente invece che essere fatti al petrolio si fanno da biomasse, ma la molecola è identica, anzi per certi aspetti pure migliore perché è più pura, essendo di sintesi. Quindi alla fine il mix sarà ammettere biocombustibili, consentire il motore a combustione interna con un certo livello di ibridizzazione elettrica che comunque crea risparmio, no? Anche perché diciamo, alcuni ambienti come il nostro, poi in fondo al piano elettrico non ci hanno mai creduto, nel Sì. senso che era così infattibile per certi aspetti che molti piani di investimento non hanno mai dato seguito, poi in effetti. Ecco, lei dice un'altra cosa molto interessante che mi ha molto colpito come cittadino comune, ovviamente. Lei dice qua si è discusso molto, ovviamente, di questa auto elettrica, nei termini che lei ha perfettamente riassunto, però si dice molto meno e si fa molto meno e l'Europa interviene molto meno. Qui avrebbe una funzione, lei dice, rimuovere gli ostacoli, i lacci che impediscono alle imprese di sperimentare e innovare sul fronte della guida autonoma, no? Che tra l'altro lei osserva anche un potenziale di poter ridurre drasticamente il numero di auto in circolazione. Effettivamente non è che si parli molto di questo tema, No, se esatto, non in, poi se non in maniera un po' favolistica, no? se lei chiede a me se uno volesse veramente risparmiare, essere efficiente, la guida autonoma sarebbe la scelta. Questo perché molte persone in fondo usano delle piccole auto per il 95% del proprio tempo, no? Per andare al lavoro, no? Piccolo raggio, e usano l'auto per lunghe percorrenze raramente, no? Raramente. Immagini se ci fosse la possibilità di noleggiare un'auto, diciamo, un po' più grande per le vacanze, che le arriva a casa, no? Quando deve andare in vacanza e poi la rimanda indietro autonomamente, no? Quindi, diciamo, la guida autonoma veramente avrebbe la possibilità di creare condivisione di auto, e quindi molti di noi risparmierebbero, avrebbero probabilmente un'auto in meno, no? O comunque avrebbero delle auto, delle city car, come si dice, per i loro spostamenti normali, che costano comunque meno, avendo comunque la possibilità di avere auto di lungo termine. Questa cosa noi non la facciamo, siamo indietro anche su questa cosa qua. Questo richiede di E questo sperimentare, si assumersi. congiungerebbe con l'intelligenza artificiale di cui sopra, tra l'altro. Esatto, assumersi, beh, diciamo, Mm. fondamentalmente la guida autonoma è uno degli aspetti dell'intelligenza artificiale, ci sono due grandi filoni, quello che si chiama l'intelligenza generativa, ChatGPT, dove, no, creano contenuti, ma quella che invece è il machine learning, in cui le macchine imparano a fare qualche cosa, Mm. in particolare in questo caso
a guidare, no? E su questo noi siamo molto indietro perché ci dobbiamo prendere dei rischi. Cioè bisogna mettere le auto sulle strade, da noi è praticamente impossibile farlo perché qualsiasi cosa che va oltre il seminato bisogna chiedere un'autorizzazione che non arriva mai, poi fondamentalmente, perché nessuno si vuole prendere la responsabilità di autorizzare qualcosa. Quindi in Europa, in Italia, in generale il principio è che tutto quello che non è vietato è concesso, è falso. Da Sì. noi tutto quello che non è specificato è vietato. No? Intanto gli altri corrono, noi arranchiamo, per dirla in Esatto. maniera povera, diciamo. Dottore Dani, lei, siccome abbiamo meno di 10 minuti, però volevo toccare un altro punto. Lei si occupa anche di politiche industriali, è stato anche, dicevo prima, direttore generale al Ministero del Tesoro, quindi ha un'esperienza anche della macchina pubblica. Allora le chiedo questo, è possibile concepire una politica industriale italiana, usiamo questo aggettivo, nel senso efficace all'interno dei confini nazionali in un quadro di riferimento come quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che è l'Unione Europea e il mondo sostanzialmente in termini di competizione. Quindi una politica industriale autonoma, un qualsiasi governo, per praticità parliamo del nostro italiano, la può fare? Può essere efficace? In Può essere un'ottica domestica? Allora, innanzitutto noi diciamo che una caratteristica dell'Europa, dell'Italia in particolare, è che noi non abbiamo mai avuto tante materie prime, no? Per questo motivo noi siamo diventati bravissimi trasformatori. Il caso, no? E queste cose è vero storicamente, no? Cioè, Machiavelli faceva il caso di Venezia, no? Venezia c'erano i barbari, diciamo, nel Veneto, era chiusa sull'isola, sono diventati dei grandi navigatori, no? Perché l'unica parte dove potevano andare è dall'altra parte. Cioè, noi siamo dei enormi trasformatori. Quindi noi abbiamo bisogno del resto del mondo. L'Italia, quando si chiude, soffoca, no? Quindi la nostra politica industriale deve essere fondamentalmente una politica industriale che rende facile l'importazione, l'esportazione e la trasformazione qui da noi. Questo è il tema. E in Italia l'Europa è complicata, ma l'Italia è ancora più complicata dell'Europa, no? Lei mi faceva il caso del settore chimico, ad oggi praticamente in Italia aprire un'azienda chimica è impossibile, no? Nel senso che io stesso, io ho un'azienda, no? Impiego anni a ricevere dei permessi, no? Ma nel senso che molti non rispondono neppure. Quindi la politica industriale italiana deve connettersi all'Europa, perché da questo punto di vista il nostro principale mercato di sbocco è l'Europa, no? Che deve rimanere aperto per noi, ma cercare di semplificare e rendere più agevole come dire, fare industria qui da noi. Fondamentalmente l'agenda che noi possiamo avere è semplificare, semplificare, semplificare qui da noi, no? Questo è quello che è una cosa fare. che dicono da 40 anni, però io non è che abbia visto molto. No, perché alla fine bisogna un po' cambiare il paradigma, no? Appunto io ho avuto esperienza nel pubblico e devo dire che anch'io adesso quando mi parlo di semplificare un po' mi spavento, no? Perché normalmente quando si semplifica si fa un'altra legge che crea dei casi particolari che dovrebbero essere più semplici. Dopodiché non si capisce mai, no? Quindi è in realtà un'ulteriore complicazione, no? Perché prima bisogna decidere se si ricade in quel caso o non si ricade, no? E quindi c'è sempre il rischio. No, bisognerebbe proprio passare a forme diverse, cioè quello che si chiama la SCIA, segnalazione certificata inizio attività, bisogna dire gli imprenditori comunicano quello che stanno facendo e intanto partono, poi se l'amministrazione li vuole bloccare, li blocca. Invece per molte materie noi dobbiamo chiedere il permesso e aspettare che ci rispondano, ma non ci rispondono, no? Ecco, né sì né no, proprio dottora non arriva la Dani, risposta. lei prima faceva riferimento, e qui mi è scattata un'altra curiosità, un'altra domanda da farle, faceva riferimento ai piani calati dall'alto, no? La logica dell'Unione Europea, non voglio dire che sia quella del piano quinquennale di sovietica memoria, ma insomma l'imprinting è un po' quello lì. Si cala dall'alto un piano di sviluppo, delle regole calate dall'alto, si lascia poco spazio alla forza viva che sale dal basso, dagli operatori economici, dagli imprenditori, dagli innovatori. Ecco, allora da questo punto di vista, un'altra notizia fresca fresca, la Commissione Europea ha comunicato valutazione positiva al pagamento dell'8ª rata del PNRR dell'Italia pari a 12,8 miliardi. Anche lì io vedo che l'Italia è il paese che di gran lunga ha ricevuto prestiti e sovvenzioni più di tutti gli altri paesi, fino a 190 e passa miliardi di euro. Il secondo paese per fondi ricevuti è la Romania con
14 miliardi e 900 milioni, scendiamo poi con la Grecia a 12, la Polonia a 11. Allora mi viene da chiederle, uno, a cosa serve questo? A cosa è servito? A cosa sta servendo e servirà questo PNRR? E due, noi siamo i più fessi o i più furbi in Europa? Visto che tra i grandi paesi, con tutto il rispetto per Romania, Grecia e Polonia, è solo l'Italia che si sta indebitando in maniera corposa, molto corposa. Nessuno dei grandi paesi, Germania, Francia, Spagna, ha usato questi fondi. Sono stupidi loro o siamo intelligenti noi? Allora, diciamo, l'Italia è storicamente allora, in questo momento l'Italia è vista positivamente, diciamo, in Europa perché comunque sta adottando una politica di quella che si chiama responsabilità fiscale, no? Di conti in ordine, conti a posto, no? Che naturalmente questo governo in parte paga perché, diciamo, la finanziaria è piccola perché c'è la responsabilità fiscale dall'altra parte, no? Quindi il segnale non è col debito che si fa crescita economica, no? Il Però debito è uno PNRR zucchero. è debito Sì, comunque, è uno giralo come vuoi. zuccherino che serve temporaneamente. D'altronde, se uno come l'Italia comunque il debito ce l'ha, meglio prendere debito a condizioni migliori che non debito a condizioni peggiori, no? Cioè, da un certo punto di vista, secondo me sono due cose diverse. Uno è, non è col debito che si risolvono i nostri problemi, no? Si rischia solo di scaricarne di più ai nostri figli. Una volta che il debito abbiamo, dobbiamo rimanere su un percorso decrescente o comunque no, responsabile, come si dice. Una volta fatto questo, naturalmente bisogna prendere il debito più conveniente che c'è sul mercato, no? In questo caso quindi non è sbagliato prendere quello, no? Non pensare che abbia un impatto salvifico, no? Ancorché negli ultimi anni ha comunque consentito di aumentare di qualche 0, la crescita economica, che è quello che ci ha tenuto comunque no, a gallo positivo. Quindi secondo me è un effetto positivo, ma non pensiamo che i nostri problemi, per esempio d'Europa, si risolveranno con debito pubblico europeo. Dottor Dani, prima di salutarci, due cose. Lei ha avuto modo di commentare anche la nuova proposta sempre parlando di Unione Europea, in questo caso della Commissione Europea, la von der Leyen 2, ha presentato quest'estate la nuova proposta di bilancio finanziario per il prossimo settennato 2028-2034. Lei l'ha commentata per il settimanale Panorama. Le chiedo qui una breve valutazione sintetica anche in questa conversazione. Che cosa caratterizza questo nuovo piano di bilancio finanziario per i prossimi 7 anni? Lei ha già avuto modo di criticare lì dentro una tassa sulle imprese, perché giustamente lei dice che le tasse andrebbero a colpire quei settori che si devono disincentivare. Se io mi vedo arrivare una tassa in Europa sulle imprese, allora ne deduco che si vuol colpire l'impresa, che sarebbe un suicidio, no? un controsenso. Anche lì come ne usciamo se l'impostazione è questa? Che conseguenze avrà? Lo schema di bilancio europeo, come diceva lei, c'è questa attitudine un po' dirigista, fondamentalmente c'è un po' di cultura dirigista in Commissione europea. Loro vogliono aumentare come dire, le loro risorse proprie, come si dice, quindi hanno in realtà fatto una serie di tasse, ma che anche un po' sorridendo sono le tasse che si facevano una volta e si criticavano in Italia, no? La tassa sulle sigarette, la tassa, no? Le accise e una nuova tassa sulle imprese, fondamentalmente, che quindi l'Europa, che le imprese criticano di aver creato deindustrializzazione, vuole fare una tassa sulle imprese dicendo che con quei soldi stimolerà innovazione. Quindi ancora l'idea, a mio avviso errata, che bisogna tassare tutte le imprese per prendere soldi in modo che alcuni funzionari poi raccontino o dicano alle imprese cosa devono fare loro per innovare, no? Quando poi se proprio vogliamo vedere, gli incentivi fatti dall'Europa in molti settori innovativi non hanno portato grandi risultati. Appunto, quanto fatto nel settore dell'automobile è sotto critica, ma anche nel settore delle batterie elettriche, per esempio, l'attore principale europeo è fallito, no? Proprio tecnicamente fallito. Sull'intelligenza artificiale siamo indietro. Quindi l'idea comunque del piano europeo di tassare le imprese per creare soldi da dare alle imprese a loro avviso virtuose, a mio avviso è errata, no? Anche perché non sono funzionari pubblici, per quanto bravi, che possono veramente individuare quali sono le innovazioni da fare, no? Soprattutto se il mercato non che non le vuole fare, non le può fare perché sono 1000 lacci e lacciuoli che loro stessi hanno messo, no?
Dottor Adani, le chiedo un tweet, perché sono le 10:59, dobbiamo salutarci. Il tweet riguarda il che fare a livello domestico. Abbiamo parlato di finanziaria, abbiamo accennato alla finanziaria. Ecco, la finanziaria è ancora uno strumento moderno per affrontare il problema del che fare a livello in questo caso, di impulso all'economia italiana. E cosa serve all'economia italiana, secondo lei, oggi, più che mai? Beh, a mio avviso serve un po' quello che sta facendo, responsabilità fiscale, perché vediamo i danni che si possono fare, ad esempio in Francia, no? Con le responsabilità, quindi tenere la barra dritta sui conti e con le poche risorse che abbiamo cercare di gestire la situazione come si sta facendo, ma soprattutto non pensare che con quello strumento lì che si risolvono i problemi. Bisogna passare e semplificare, non facendo leggi, ma cominciando a dire diciamo che veramente che tutto è libero, quello che non è vietato, no? Quindi ristabilire quel principio di fondo. Un po' una rivoluzione copernicana, diciamo, per molti versi, Ma è rispetto quello di cui sarebbe all'attualità. bisogno. Io Ed è ringrazio. possibile. Sì, questo è un aspetto interessante. È possibile, perché forse costa anche poco, tutto sommato, no? E rende molto. Io ringrazio davvero il dottor Mattia Adani, che è stato con noi in questa mezz'ora. Dottor Adani, grazie e ci Grazie a voi. risentiamo presto. Buona giornata. Buona giornata. Avete ascoltato